Il più cordiale dei saluti dalla terza pagina della vostra emittente preferita, quella che vi informa quotidianamente sui fatti, sugli avvenimenti del vostro territorio. Abbiamo messo insieme le migliori televisioni in tutto il territorio nazionale e abbiamo proposto questa terza pagina per darvi quel minimo sostegno che è possibile dare in un momento così tragico e triste con la cultura. Oggi saremo al Teatro delle Voci, mega impianto di Fondazione Cassamarca per la registrazione, e come ospiti 3 professionisti superlativi: The Trio, Glauco Bertagnin al violino, Francesco Padovani al flauto e Giuseppe Barutti al violoncello. Ma diamo la linea alla televisione ospite questa settimana. Si tratta di Esperia TV e al suo direttore Michele Palermo. Esperia TV è una giovane televisione calabrese, nasce nel 2012, è fatta di giovani, è una televisione molto dinamica che cura, oltre ad un palinsesto generale, dista molto l'informazione. Insieme al canale 18 di Esperia TV, nel nostro MOOC sono presenti altri 2 canali, E-Medicina sul 615 che parla di benessere, di salute e di informazione sanitaria, ed E-Food che invece tratta tutto ciò che riguarda il mondo del food e del beverage. Era Michele Palermo, direttore commerciale, direttore di produzione di Esperia TV, questa bella realtà dell'informazione in Calabria sul 18 del digitale terrestre. Esperia TV significa un lavoro di squadra, quindi giornalisti, tecnici, registi, scenografi. Conosciamoli. È importante fare informazione, ogni giorno è una nuova sfida. Diciamo che il principale obiettivo, di Esperia TV è stato quello di raccontare la Calabria che funzionava, la Calabria dell'eccellenza, che pure c'è, non si vede, probabilmente un po' nascosta, insomma. A dimostrazione della filosofia, se vuoi, della mission, della linea editoriale che 9 anni fa ci diede il compianto Massimo Marrelli e che oggi ovviamente sostiene l'architetto Antonella Stasi, è proprio quello di raccontare l'Alta Calabria soprattutto su 2 campi, 2 categorie, diciamo, socio-economiche molto importanti. Da una parte la tutela della salute, e quindi ecco perché l'idea di avere un secondo canale, il 615, LCN 615, con E-Medicina, che approfondisce ovviamente tutta una serie di tematiche, che fa conoscere evidentemente, come dire, i professionisti nati e cresciuti in Calabria, che magari hanno studiato anche in Calabria, e quindi tutela della salute. Dall'altra parte si tutela la salute anche con la qualità dell'agroalimentare, un altro pezzo della Calabria vincente, e quindi l'altro canale, il 667 LCN in tutta la regione, con E-Food. Tu conduci un programma dal titolo E-Medicina, lo fai con il supporto e l'ausilio di importanti professionisti. In ogni puntata affrontiamo un tema diverso, ovviamente medico-scientifico, cercando di dare delle risposte ai pazienti. L'aspetto sportivo non l'abbiamo mai trascurato, soprattutto si è amplificato negli anni della Serie A del Crotone, ma non seguiamo solo il Crotone, seguiamo anche la Serie B, le squadre calabresi come Regina e Cosenza, anche quelle di Serie C, Catanzaro e Vibonese, anche gli sport detti minori, ma che poi minori non sono, come la pallavolo. Ricordiamo che in Calabria abbiamo una squadra in Serie A che è la Tonno Callipo. Siamo in regia, il cuore pulsante della TV, Antonio Maiolo alla regia, alla parte tecnica. Ogni diretta è una sfida. Sì, carica d'adrenalina tutti i giorni, sempre un'esperienza nuova. Anche Carmine Scerbo alla parte tecnica, alla regia, all'audio, al video, in ogni diretta. Da tanti anni lo fai? Lo faccio dall'inizio, sono quasi 10 anni. Impegnativo questo tipo di lavoro? Ma più che impegnativo è un lavoro di squadra. Una televisione che si rispetti oggi come oggi deve essere dotata di un ufficio grafico. In Esperia TV di grafici ce ne sono 2, sono Damiana Carcea e Alessandro Loria. La televisione è grafica, la comunicazione è grafica e siamo attirati da quello che è bello, quindi è importante studiare anche una comunicazione efficace.
È sempre un grande piacere dare spazio alle nostre imprese che svolgono attività di informazione in ambito locale. Sono imprese che meritano la massima considerazione da parte vostra, perché siete voi che fruite del nostro lavoro. Ed è un lavoro di qualità. L'informazione locale è il rapporto con il territorio. È un servizio che vi è dovuto, tutelato dal principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. Quello che viene dato alle grandi imprese di ambito nazionale deve essere dato anche alle imprese locali. Massima tutela per garantire i posti di lavoro. Quello che non sta succedendo perché la legge 146 del 2017, per dare spazio al 5G, taglierà diversi canali, almeno così ce la raccontano. Non esiste. L'articolo 21 della Costituzione tutela gli editori che svolgono attività di informazione. Ripeto, sia in ambito nazionale che in ambito locale. Come hanno trovato i canali per chi opera in ambito nazionale, devono trovare i canali anche per chi opera in ambito locale. I nostri dipendenti hanno gli stessi diritti dei dipendenti dei grandi gruppi. Voi avete diritto di avere i vostri notiziari locali complementari a quelli delle reti nazionali, per carità. Passiamo ad un altro settore fortemente in crisi, ovvero quello della cultura, in particolare della musica. Musicisti e chi sta dietro da un anno non hanno lavoro. Proviamo a darvi un minimo di sollievo con questa nostra produzione registrata nel 2016 al Teatro delle Voci di Treviso, una grande struttura di Fondazione Cassamarca. Permettetemi un ringraziamento alla Box Record, Alex Milanese e Davide Florian, che ci hanno aiutato per realizzare questa bella produzione. Ospite The Trios, Glauco Bertagnini al violino, Francesco Padovani al flauto, Giuseppe Barutti al violoncello, in London Trios, 4 composizioni originariamente scritte per 2 flauti e violoncelli da Franz Joseph Haydn durante il suo secondo soggiorno in Inghilterra. In questa puntata sono trascritte per violino, flauto e violoncello. Franz Joseph Haydn è stato uno dei padri fondatori e maggiori esponenti del classicismo, colui che ha influenzato decisamente l'Europa intera. Ha contribuito a segnare il momento in cui lo stile sinfonico è arrivato alla definitiva maturazione. Lo ha caratterizzato profondamente, con decise innovazioni. Lo strumento orchestra è stato fortemente marcato come tale, se si può dire così, tanto da portarlo ad avere anche 200 musicisti in organico. Per gli inglesi, Haydn è stato il primo compositore d'Europa, ma era ben gradito, invitato presso tutte le corti, da Vienna a Parigi, ovviamente a Venezia e fino a Roma. Si racconta che il Papa stesso lo volle suo ospite e si dice anche che avesse dato il pontefice piena libertà ad Haydn anche al ristorante, si direbbe oggi. Haydn svelò un'altra sua inaspettata dote, quella del grande buon gustaio
Tali erano i conti che arrivavano da saldare alle casse del pontefice. E anche Haydn, come la gran parte dei compositori dell'epoca, era ispirato dalla nostra musica, dalla musica del nostro paese, dal Romano Corelli piuttosto che dal veneziano Vivaldi, per citarne un paio. Ecco che il quinto brano sarà appunto di Antonio Vivaldi. Ma ecco in dettaglio il programma. I 4 divertimenti del London Trios di Franz Joseph Haydn avranno questa sequenza: numero 1, numero 3, numero 4 e numero 2. A concludere, come annunciato, di Antonio Vivaldi, il concerto in sol minore RV 103. Buon ascolto.
Signori e signori, Francesco Padovani al flauto, Glauco Bertagnina al violino e Giuseppe Barutti al violoncello. Posso annunciare lo stesso anche se... No, ma penso mi sentano. Sì. Ho Sì. la voce un po' chiusa perché sono leggermente raffreddato. E eseguiremo, torniamo a Londra, eseguiamo un allegro della tria sonata di Giuseppe Sammartini, che era un oboista dell'orchestra di Handel e tra i fondatori, con il fratello, del genere sinfonico. Allegro.
Francesco Padovani, Glauco Bertagnin, Giuseppe Barutti. Grazie. Chiediamo un altro bis. E vi salutiamo con un largo dalla stessa tria sonata di Giuseppe Sammartini. Ancora una bella terza pagina dedicata alla cultura. L'Elzeviro che questa rete vi ha portato in casa, speriamo vi abbia dato quel minimo di sostegno. È quello che vi possiamo dare, ma ve lo diamo davvero con tutto il cuore. Mi raccomando, rispettiamo le regole e mi raccomando, teniamo a cuore la nostra economia, cerchiamo di aiutare i nostri commercianti, i nostri industriali, i nostri artigiani, i nostri agricoltori, comprando prodotti di casa nostra. Manteniamo le distanze, le mascherine e anche la massima attenzione per quello che sta succedendo. Noi ci siamo. Grazie e alla prossima.